Buonasera a tutti ragazzi, mostruoso ciclone nel nord Atlantico ragazzi, in queste ore ci sta un forte ciclone nel nord Atlantico, davvero una cosa spaventosa, l'hanno detto mostruoso la parola esatta, quindi diciamo ci sono le alte diciamo quasi 18 metri ragazzi ed è diretto verso l'Irlanda in questi giorni, quindi davvero una profondissima depressione si è proiettata, diciamo, nel mare del Labrador, sviluppando ragazzi una forza davvero inimmaginabile. In effetti l'hanno chiamato ciclone bomba. Dalle immagini satellitari, ragazzi, è davvero impressionante. Cioè, le analisi hanno svelato una pressione centrale, ragazzi, di 978 HPA, quindi una pressione molto 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 forte ragazzi, quindi molto probabilmente si è sviluppata con la caratteristica Sting Jet, cioè con venti di fortissima intensità da uragano, quindi ci sono, ciao Marco, ci sono diciamo onde che hanno superato i 18 metri, ciao Domenico, buonasera. Quindi diciamo si sono scontrati come è al solito ragazzi un fronte freddo, ciao Raffaella, è un fronte caldo e quindi diciamo si è spaso dalla Groenlandia meridionale fino all'Islanda. Sì, sì, adesso l'ho letto Marco, un momento stavo parlando con te su WhatsApp, poi mi è uscita questa notizia sul cellulare e proprio questa cosa fa proprio paura, in effetti dall'immagine del satellite è proprio un mostro proprio, quindi si è formato diciamo dalla Groenlandia all'Islanda, quindi arriverà a giorni diciamo in Islanda, quindi in Irlanda voglio dire, quindi Islanda, quindi sarà veramente pazzesco, ciao Salvatrice. Quindi diciamo che sta curvando in direzione delle Azzorre, quindi ci sono anche diversi cicloni, anche se di piccola intensità, quindi sperando che non si uniscono, capisci che siccome ci sono piccoli cicloni adesso nell'oceano diciamo, non vogliono credere che si possano unire più cicloni messi insieme, anche perché questo qua camminerà molto forte, quindi arriverà giovedì 21 novembre, quindi dopodomani, ragazzi. Quindi si prevedono, ciao Vittorio, grandissime onde in Irlanda nei prossimi giorni, quindi io l'ho visto da satellite, ragazzi, è proprio, diciamo, quelle cose mostruose, c'è proprio un vortice. Poi devo vedere se riesco a trovarlo sul mio satellite, quello là che ho. Poi se mai faccio un aggiornamento domani mattina e metto proprio la foto proprio di quest'uragano, quindi voglio vedere dopo se riesco a trovarlo. Quindi sta foto di questo grandissimo ciclone. In effetti è come questa fotografia che vedete, ciao Giulio. Quindi più o meno è così ragazzi, quindi questo è, se vi ricordate, è il famoso ciclone Catarina, se vi ricordate ragazzi, questa foto è il ciclone Caterina. La metto per far capire che l'uragano è, diciamo, come, diciamo, per far capire che cos'è, perché la foto che io ho visto, ragazzi, è protetta, diciamo, ciao Lady, da copyright, quindi non posso mettere la vera foto, diciamo, del satellite, quindi purtroppo non posso. Quindi domani prenderò dal mio, diciamo, meteo, allora lì la posso pigliare perché l'ho comprato, quindi la foto è di mia proprietà, quindi questa foto che adesso ho visualizzato non è la mia, quindi non posso. Quindi ho messo questa qua che ho preso da Pixabay e quindi questa è libera e la posso tenere. Quindi però su per giù ragazzi stiamo là con l'immagine che sto guardando e questa qua che ho messo, quindi si tratta solo che la posizione è diversa, però la grandezza è più o meno uguale, quindi penso che arriverà tranquillamente a categoria 5 e quindi come sempre sarà una specie di no no Domenico no 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 assolutamente no, in effetti non arriverà qua, però da qua diciamo in Italia potrebbe arrivare un fronte freddo, in effetti diciamo la sua rimanenza, capisci? Irlanda no no,
quindi potrebbe affluire sull'Italia una depressione fredda, va, un maltempo, ma una cosa così, ma niente di più. Quindi se passerà per l'Irlanda, al massimo ci potrebbe colpire così, ma come si dice, la Romasuglia quello che è rimasta, ma nulla di più. Quindi assolutamente non è roba italiana, ragazzi, quindi nessun pericolo. Il pericolo purtroppo è che se ne stanno formando troppi e quindi secondo me prima o poi pure avremo la notizia che arriverà qualche mostro di questo. Sì, al nord sicuro si sentirà, sì, questo è poco ma sicuro. A sud forse noi ci scappottiamo sempre, però il nord Italia credo che verrà colpita da questa rimanenza di questo uragano che fa paura, ragazzi. Ha creato onde alte 18 metri, cioè vedi che vento che soffia, che le onde sono alte quasi 20 metri. Pensa un po', neanche l'ultimo Dorian che avevo fatto il video aveva fatto delle onde altissime così, proprio perché questo è proprio forte come intensità di vento, quindi hanno usato mostruoso, proprio parole proprio esagerate, però la profonda depressione è molto molto forte, quindi diciamo che l'Italia non corre nessun pericolo, diciamo che a finale potrà colpire. E i soldi non cadono mai, Rosario, questo è poco ma sicuro. I soldi non piovono mai, questo sarebbe bello. Al massimo possono piovere sassi dal cielo, quello sì. Quello è sicuro forse. A parte che con la grandine che sta facendo ultimamente, ragazzi, non siano che cadono i sassi fra poco. Quindi Irlanda, eccola qui, la sto visualizzando adesso. Sì, poi ci sta il Regno Unito. Sì, e poi potrebbe prendere, diciamo, il Piemonte e la Lombardia, diciamo, quindi passerà l'Irlanda, toccherà il bordo, diciamo, dove sta Londra, massimo proprio che arriverà potrà essere qualche sfuriata di freddo e pioggia a nord Italia, quindi è questa la traiettoria, quindi è partito dalla Groenlandia e sta scendendo per l'Irlanda. Pensa un po' che, diciamo, che giro che sta facendo sto coso, pensa un po'. Quindi passerà giustamente per il Regno Unito e poi si insinuerà, diciamo, tra il Belgio e i Paesi Bassi. Quindi poi ci sta la Germania. No, 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 ma l'ho detto, forse Piemonte e Lombardia, proprio diciamo Friuli Venezia Giulia, Val d'Aosta e Trentino Adige, diciamo su queste quattro regioni, ragazzi, che al massimo un maltempo un po' più forte del normale, diciamo così, ma poi per il resto dell'Italia, già dalla Reggio Emilia, Toscana, non arriverà nulla. Quindi perché il tratto è molto lungo, quindi non credo che arriverà, anche se questa settimana, ragazzi, porta maltempo tutta la settimana, quindi no, no, questa settimana comunque, Gabriele, il tempo non è buono, quindi io prima ho visto tutti quanti mi dicevano che tempo fa, ma al finale non promette nulla di buono in nessuna parte, diciamo, d'Italia, quindi domani a Palermo penso che ci sia il sole, in effetti, perché avevo visto già in diretta Meteo Palermo, la Sicilia, mi pare che sì, domani è ma soleggiato, guarda. La stessa cosa è per la Toscana, ho controllato. Poi a Torino, avevo visto pure Torino, meteo. Le temperature comunque sono basse a nord, questo è poco ma sicuro. Ecco qua Torino. Torino domani è nuvoloso e poi porta tutta la settimana pioggia, ragazzi. Ma porta 7-8 giorni, anzi 10 giorni allora. Da martedì all'altro martedì, mercoledì e giovedì, quindi 9 giorni di pioggia, ragazzi, in Piemonte. Perlomeno della città metropolitana di Torino, io parlo della Torino, sto guardando così proprio per sfizio. E le temperature sono gli 8 gradi, ragazzi, più o meno. Poi Milano, voglio vedere. Milano lo stesso, domani sarà nuvoloso. Poi tutta la settimana, ragazzi, pioggia pure qua. Quindi diciamo che domani sarà una giornata, diciamo, quella là che manterrà un po' la situazione.
ma già giovedì, ragazzi, 42% ci può stare, non dovrebbe piovere, Marco, più o meno. Calcola che quando incomincia a piovere la probabilità è a 70, quindi non pioverà al 42, è poca probabilità, capisci? Da 70 in poi è già quasi sicura che piove, quindi 42 può essere nuvoloso, quindi grigio, cupo, ma non dovrebbe piovere. Ad esempio adesso ci ho messo Milano per diciamo stasera, e me diciamo sono per mezzanotte. Allora, eccolo qua, per le 22 porta 88% di pioggia, significa che alle 10 è probabile che a Milano piove, quindi ci sono 7 gradi, quindi poi ti faccio un esempio, giovedì porta 11 gradi, precipitazione al 50%, quindi già vedi scende la probabilità, quindi la precipitazione, la percentuale è quella che conta al finale. Quindi diciamo fino a 50 può stare nuvoloso, poi già da 60 in poi ci può stare pioggia fine, 70, 80 pioggia è normale. Poi se sta al 100% significa che quelle giornate che pioverà dalla mattina alla sera, quindi è questa più o meno l'idea che hanno fatto l'umidità, il vento, questa cosa qui. Però diciamo che solo, ciao Fabio, solo domani sarà una giornata, diciamo, che sarà bel tempo a qualche parte, nuvoloso, poi da giovedì peggiore in tutta Italia, quindi ho visto Milano, ho visto Torino come città proprio, quindi ho visto pure Friuli Venezia Giulia, ho visto Napoli, ho visto Palermo. Domani porta a tutte queste città, porta nuvoloso, cupo, poi già giovedì porta da tutte le parti maltempo, quindi e i gradi più o meno si aggirano più o meno a nord dai 7 ai 14 gradi, mentre qui a sud più o meno dai 13 ai 18 gradi, più o meno, diciamo, qua fa più caldo, ragazzi. A nord invece fa molto più freddo. Ci credo, Fabio. Pure Marco prima mi ha fatto vedere il fiume che si è ingrossato da lui per la pioggia che ha fatto. Ho detto guarda non sta piovendo mo, quindi non dovrebbe straripare, perché più o meno mi ha mandato un video, mancavano come ha detto lui un paio di metri per toccare l'argine, però sta piovendo diciamo piano piano, quindi non ingrosserà. Ho detto se fa 3 ore belle piene piene forte forte allora si alza di 2 metri tranquillamente, però se nella notte piove poco poco, ho detto stai sicuro che l'acqua riesce a defluire, diciamo, a non salire. Sì, l'ho letto, Fabio. Qui o quando non fa neanche un po' d'acqua, o quando ne fa troppo. Pure a Caserta, a Napoli, eppure c'è stato un casino d'acqua, guarda. A Caserta pure ci stava il cartellone che stava affogando. Ho visto delle gente che avevano postato su Facebook, proprio con la scritta Caserta che stava affogando proprio. Quindi diciamo che ha fatto un po' di casino, un po' quasi da nord a sud. Quindi proprio sta buttando un sacco d'acqua davvero. Qui a Salerno siamo fortunati. Sì, sì, l'ho visto il fiume, è in piena, si vede, è calmo, però come ti ho detto Marco, sta piovendo poco come mi hai detto tu, quindi si mantiene a quel livello là. Se poi nella nottata Marco fa 3 ore di pioggia forte, fai attenzione come ti ho detto e vedi come si mantiene il livello del fiume, anche perché ho visto che la tua casa sta vicino al fiume. Quindi mi hai detto quella casa lì è la mia, quindi non è che stai tanto lontano da questo fiume, stai quasi vicino, ho visto più o meno lì dell'aria. Non dico che stai vicino, ma più o meno sì. Vabbè, ma se non piove forte, quindi diciamo, non allarmarti, diciamo. Quindi se piove poco poco non tiene la forza di ingrossarsi. Il problema è se fa una scaricata di acqua di 2-3 ore, allora ti devi incominciare a preoccupare. Perché poi giustamente si riempie troppo e non riesce a defluire l'acqua e si alza il livello del fiume. Questo è al finale. Che non ha la forza di defluire alla foce e sale sopra, quindi può toccare pure la casa, i terreni circostanti
Io ho visto che la tua casa più o meno in linea d'aria sta vicino, quindi se facciamo corna proprio si alzasse potrebbe anche allagarti il pian terreno, dico, quindi però io te l'ho detto come si vedeva non succede proprio nulla. Stai tranquillo perché non pioveva, quindi penso che domani mattina si sarà abbassata, a meno che non piove forte, allora si manterrà ancora così. Però se piove, diciamo, poco poco, penso che per domani mattina lo vedi che si è abbassato, diciamo, sicuramente di un paio di metri si sarà abbassato. Adesso stava bello ingrossato dal video che mi hai mandato, però per farlo salire di 2 metri, come hai spiegato tu più o meno quant'è l'altezza che manca lì, ce ne vuole, non è che fa 10 minuti d'acqua e si ingrossa 2 metri. Te l'ho detto, deve fare proprio un'acquazzone che dura 3 ore, allora ti devi preoccupare, se no puoi stare tranquillo. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti e ci sentiamo domani per le altre notizie. Quindi ragazzi, diciamo che domani sarà una giornata instabile, va, diciamo così, soleggiata, nuvoloso. Poi da giovedì ragazzi maltempo in quasi tutta l'Italia. Poi domani comunque faccio l'aggiornamento direttamente da satellite anche di questo uragano che sta arrivando in Irlanda. Vediamo quanto è grande. Perché questa foto, ripeto, è Caterina, quindi non è quella lì reale. Però domani la prenderò dal mio, diciamo, meteo, quello là che ho comprato lì. La foto è mia e quindi non infrango nessun copyright, diciamo. Quindi domani la vado a prendere perché devo trovare la posizione esatta dove si trova e puntare il satellite giusto lì, quindi devo vedere le coordinate più o meno. Quindi lo farò stasera sicuramente, però lo pubblicherò domani poi. Vabbè, vi auguro buona serata a tutti ragazzi e ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti.